Buenas sera, ben chiatas a Novis. Dos personas son muertas per il Covid in queste ultime 24 ore e avanzui ricoverati sedi in terapie intensive che in altri reparti. Sono questi i dati dal report di Protezione Civile regionale sull'andamento della pandemia in Friuli Vignesi e Giulia. Su 1167 tampons molecolari sono stati rilevati 30 voti new infetti, sono 13 i ricoverati in terapie intensive, 49 ospedalizzati in altri reparti. Botin di plui di 80.000 euro in 3 robaris metudi assegni in tel fin settimane in inquietanti abitazioni di Udin, Reane e Feagne. Ilari si è rubata aure, preziose, bes, contanzi. In te capitali, Laris, approfittando assenze dei parons di chiase per sferis, a sogni entrati in te abitazioni, sforciando la porta de rimesse. E è morte pochi ore dopo essere state deliberate le diate Nina che aveva vivuto per 10 anni leade a una chiadene dentro un schiatulone sporco. L'animale era stato liberato settimane passate des guardis zoofilis de OIPA dopo una segnalazione anonime. A Nina ieri stati schiattati su una disidratazione grave e insufficienza renale e era stata ricoverata in cliniche veterinarie con prognosi riservate. I proprietari all'estate denunciato per maltrattamenti di animali. Incidente che stamattina poco prima des NUF sull'autostrada A4, un miec pesante all'ere da ura frontale una curve, quando si è imbarchiata e si è poggiata sulle barriere laterali da svincolo di Meolo Roncade. Non le restat ferite, ma per permettere la rimozione dal mieci le svincoli in entrate in sud direzione Trieste le restate sierate. Questa mattina è state create le nuove piste ciclabili che collegano la frazione di Leipà col centro di Udine, una opera che ha costato quasi 500.000 euro. Sandifevele il sindaco Pietro Fontanini. Osin a Leipà, queste sono piste ciclabili nuove, sono quasi 200 metri di piste ciclabili, le abbiamo fatte per permettere alle di Leipà di venire dal centro di Udine, dopo la bicicletta o anche camminando a piedi. E è nuove come metodologia, perché come metodo di protezione, perché che vengono fuori dalle proprie abitazioni, che per permettere che non vengano fuori scontro tra quelli che vanno a piedi e quelli che vanno in bicicletta. Ma soprattutto è un'opera che le Indie Leipà aspettava di tanti anni, perché qua mangiavano i marciapiedi e no, oltre al marciapiede abbiamo fatto anche una pista ciclabile per permettere a tutti di operare sempre di più la bicicletta, che lo piace per muoversi un lavoro ecologico e fa bene a tutti. Quindi auguri alle Indie Leipà anche operando la bicicletta sulle nuove piste ciclabili. Pucciui assicchiate a fai conto con la mancanza di personale tecnico per adempiere le pratiche se i lavori pubblici non partiscono. Una situazione difficile per il comune che di ogni l'enchiacenze segretari comunali. A buttare l'allarme a lei stesso sindaco Denis Lodolo. Abbiamo il problema che ormai tutti i comuni sono in difficoltà dal punto di vista dei tecnici, non abbiamo ingegneri, architetti che possono mandare in avanti certi lavori. E questa è una grossa difficoltà che è comune un po' a tutti i comuni, anche perché la regione ha tanti tecnici e io assorbisco tutti quindi per esempio che hanno disfatto le province potevano qualcuno mandarlo anche per i comuni, invece sono tutti in regione e quindi i comuni hanno difficoltà a partire avanti i lavori, pur 20 bes che ottenuti da regione con contributo o risparmio dei comuni stessi. Invece un altro tema importante è quello dei segretari. Senza segretari già dal mese di giugno e quindi abbiamo una difficoltà effettivamente a partire avanti le giunte, i consigli e via, quindi dobbiamo dare ogni volta un scavalco a qualcuno.
All'estate ristrutturati in dome di Smes il punt di Miec Canale sulle strade regionali 251 in tal comune di Barcis. L'operazione curata di FVG Strade e fa parte dai lavori Svaia 2020 e ha riguardato un intervento radicale di sistemazione che ha portato alla realizzazione di rinforzi di trasse e colonis de solette. Il punt all'estate è tornato asfaltato dopo e dotato di nuove barriere sparecchiate. L'importo dai lavori al pass i 200.000 euro. La Regione Friuli Vignese Giulie ha dato un contributo di 3 milioni e mezzo al comune di Chiarlins. L'amministrazione comunale investirà per riqualificazione dal plesso scolastico e dal polo sportivo. In quei 2 anni di amministrazione ho posso ritenermi soddisfatto per il risultato che ho ottenuto recentemente in occasione dell'assestamento di bilancio e dalle concertazioni. Dicono che Chiarlins ha superato ogni aspettativa proprio perché in che settimane qui abbiamo avuto proprio modo di conoscere dalle regioni dal contributo che ci hanno dato, un contributo di 3 milioni e mezzo quasi, che ci darà le possibilità di dare riqualificazione al plesso scolastico e al polo sportivo. In particolare che i 3 milioni e mezzo che diventeranno per costruire un'aula magna, un auditorium e di che altre bande sin da ora pensare di riqualificare invece il stadio di calcio che di sempre all'ospitello Chiarlins Muzzane, una squadra importante anche in termini di risultati proprio perché ambisce alle qualificazioni dalle Serie C e di che bande chi avevano proprio le necessità di omologare il campo di calcio che attualmente non è omologato proprio per le serie più grandi. Le scuole elementari di Cicunins Villalte sarà avviata in team per l'inviamento del New Fan Scholastic. L'istituto è stato ristrutturato di plante fuori. Il sindaco Daniele Chiarvesio sottolinea che è importante per tutta la comunità che questo edificio ricostruito dopo il terremoto del 76. Perché è importante queste scuole di Cicunins e Villalte? Questa scuola è importante per Cicunins e Villalte e non nome, ma anche per Feagne, perché è un punto di riferimento per i Frus in particolare, ma anche per il paese. Una scuola che ha avuto una storia travagliata dal passato, ma che l'amministrazione ha sempre voluto mantenere e migliorare. Ecco perché i lavori di ristrutturazione che abbiamo fatto. Ecco, che tipo di lavoro avete fatto? E viene mettuta poi le scuole ridotte più sicure dal punto di vista antisismico, le viene migliorate dal punto di vista energetico, cambiando i serramenti e le viene anche attuate anche migliori con cambianti impianti di riscaldamento e impianti elettrici, un po' con beos dal Ministero e anche con beos dal Comune. E sarà pronta per cominciare a scuole per i frus che torneranno in presenza? Sì, dicono che questa è una soddisfazione di poter dare le scuole mettute a queste nuove proprio per rientro in presenza che tanti aspettano. 9 vincite al Superenalotto in Friuli Vignese Giulie, un giocatore l'ha centrato un 5 dal valore di 50.670 euro a Pradaman in un edicole di via nazionale. Intanto il jackpot è arrivato a 74,4 milioni in Friuli Vignese Giulie, il SIS al Manti dal 2013, quando a Palacciula sono stati svinciuti più di 53 milioni. Obiettivo Parigi 2024 per Mara Navarria, la spadista di Chiarlins, bronzo a Tokyo 2020, ha confermato che cercherà di qualificarsi per i Giochi Olimpici prossimi. Verso in settembre tornerà a scominciare la preparazione, sono contenti di essere tornate a sta a Chiarlins, chi ha preparato Tokyo e chi preparerà anche la corsa per Parigi. E è già finita l'avventura di Massimo Paci al Pordenone. Paci, dopo la disfatta per 5-0 quindi della Spaldi e di sera, è stata esonerata dal presidente Lovisa e è le prime esonerazioni di che stanno in Serie B. E per queste sere le Duzzi tornano a Iodi domani con Gnovis. Arrivederci.